A questo punto dobbiamo occuparci del mondo del commercio e lo facciamo con il presidente per l'area metropolitana di Cagliari, Confesercenti. Com'è attualmente la situazione del credito? La situazione del credito in questi ultimi anni, dal lontano 2009, 2008-2009, l'inizio della crisi, è assolutamente una situazione di grande difficoltà. Sarà chiaramente per le sofferenze che tutte le nostre imprese in questi anni subiscono, ma la difficoltà di accesso al credito è diventato quasi impossibile. Come mai? Qual è il problema? Il problema direi che è la politica delle banche. Le banche non credono più nell'impresa, soprattutto nella piccola e media impresa. Le nostre aziende non hanno la capacità di autofinanziarsi e quindi c'è assolutamente una difficoltà di riuscire a parare i colpi di questa crisi. Le banche diciamo che vendono il denaro, in questi anni non stanno più facendo questo. Vorrei ricordare, ed è un dato che evidentemente non piace alla maggior parte delle persone, le stesse banche che non danno i soldi alle aziende sono quelle che invece ricevono dalla Banca Centrale Europea i finanziamenti per reggersi su un'economia che è difficile anche per loro stesse. Quindi ci poniamo questo quesito. Visto che dal 2015 la Banca Centrale Europea finanzia con l'inserimento di soldi, di liquidità al tasso dell'1% per stimolare l'economia in Italia, come mai poi le stesse banche non riversano sul mondo dell'impresa questa liquidità che mensilmente sono 80 miliardi a livello chiaramente europeo, non riversano sulle imprese che chiaramente ormai non riescono più a sostenere il peso di questa crisi. Una curiosità obbligatoria. Voi avete un consorzio di garanzia Fidi che è attivo da tantissimi anni, Cresfidi. Che ruolo sta avendo? Noi cerchiamo di controgarantire tutte quelle operazioni che sono non completamente difficili, perché anche la controgaranzia del Consorzio Fidi comunque si scontra con la valutazione finale della banca. Faccio presente un piccolo particolare che anche questo non viene evidenziato per ovvie ragioni, perché evidentemente è una materia scomoda. Ultimamente non riusciamo a controgarantire i fondi di prevenzione usura. I fondi di prevenzione usura sono destinati dal Ministero, quindi insomma dallo Stato italiano, per quelle aziende che hanno difficoltà di accesso al credito. Ultimamente riceviamo delle negazioni sulle pratiche dedicate alla prevenzione usura con delle motivazioni che sono le stesse motivazioni che vengono date per una normale richiesta di accesso al credito, ma che non rientrano nell'accordo quadro tra il Ministero degli Interni, l'ABI e tutte le associazioni di categoria, che riporta che in presenza di anomalie, determinate anomalie che non permettono all'impresa di entrare nel sistema bancario, ecco, questi fondi dicono se ci sono quelle problematiche aiutiamo l'imprenditore. Ecco, riceviamo le negazioni anche su questi fondi. Questo è un paradosso perché il governo italiano, lo Stato italiano finanzia i consorzi Fidi, le Caritas, eccetera, eccetera, proprio per questo motivo, ma riusciamo ad avere le negazioni anche su dei fondi che sono assolutamente paralleli al credito ordinario e anche questo è l'esagerazione della presa di posizione delle banche che, come ho detto prima, e ci tengo a precisarlo, hanno le stesse difficoltà delle piccole imprese, vengono aiutate dallo Stato con molti soldi, ma, come dicevo prima, dal 2015 ricevono 80 miliardi al mese per sostenere e incentivare la ripresa economica. Non vengono riversati sul tessuto economico italiano.